Alla fine di questo mese di giugno, dei nuovi ponteggi circonderanno la Basilica di San Vittore. Questa volta, dopo il termine dei lavori al campanile, toccherà infatti alla chiesa più importante della città. È accaduto che durante i lavori al Bernascone, infatti, sia stata notata una macchia sopra il soffitto della Cappella dell'Addolorata, la seconda a destra entrando nella basilica, e da qui si è proceduto a una serie di attività per verificare a che cosa fosse dovuta questa macchia di umido. Si è così accertato che occorrono dei restauri sia al manto di copertura sia alle superfici del tiburio e della parte alta dei fronti laterali della basilica stessa. Tutte queste opere saranno possibili grazie al risparmio che si è ottenuto di circa 200.000 euro sui lavori del campanile, e quindi entro 6 mesi anche la Basilica di San Vittore sarà completamente restaurata come l'adiacente campanile.